Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha sequestrato beni per 10 milioni di euro ad esponenti della Cosca Alvaro di Sinopoli. Si tratta di 4 ville, di cui 2 in costruzione, riconducibili al nucleo familiare di Domenico Alvaro, 73 anni, condannato a 3 anni per aver favorito la latitanza del capo Cosca, Cosimo Alvaro. Il sequestro è la prosecuzione dell'operazione Matriosca del 10 maggio scorso, quando le stesse Fiamme Gialle hanno sequestrato, sempre a carico degli Alvaro, beni per 20 milioni di euro. 2 arresti e 2 denunce, il bilancio dell'ultima operazione della Questura di Reggio Calabria. Stanotte gli agenti hanno tratto in arresto Giorgina Dirazze, georgiano 25 anni, ed Armi Sekis, lituano di 24 anni, entrambi residenti a Reggio Calabria, per furto aggravato e detenzione illegale di armi. Dopo aver esibito documenti falsi durante un controllo, una perquisizione domiciliare ha permesso di ritrovare 2 pistole, buoni fruttiferi e contanti per quasi 24.000 euro e preziosi di provenienza illecita. Denunciate anche le 2 conviventi. Una busta con 5 proiettili e un foglio contenente minacce rivolto al presidente del Consiglio regionale della Calabria, Francesco Talarico, è stata intercettata al centro di smistamento postale di Lamezia Terme qualche giorno fa. La presenza delle cartucce sarebbe stata individuata dallo scanner che ha segnalato la presenza del materiale sospetto. Già in passato Talarico ha ricevuto messaggi intimidatori. Presentati ieri nuovi collegamenti che la compagnia aerea Eagles Airlines offrirà nelle prossime settimane dagli scali di Lamezia Terme, Reggio Calabria e Crotone per l'aeroporto di Venezia. I voli con aerei Fokker 100 da e per lo scalo lagunare saranno 3 lungo l'arco della settimana da Lamezia e Reggio e 1 da Crotone. Il presidente della regione Giuseppe Scopelliti ha messo l'accento sulla necessità di una maggiore integrazione fra gli scali calabresi. Vacanze da incubo per chi ha scelto il mare di Sellia Marina nel Catanzarese, diverse le denunce dei turisti sulla questione depuratore. Molti sono stati i casi di bambini che hanno accusato malesseri, mal di pancia, virus, che si sarebbero manifestati dopo una giornata trascorsa sulla spiaggia e che sarebbero collegati alla sporcizia del mare. Una bambina di 2 anni è finita in ospedale per via di un'infezione urinaria. Della vicenda è stato interessato il Codacons. Sono state presentate stamattina 3 feste pubbliche dedicate ad altrettante categorie sociali e professionali che si svolgeranno presso il Museo del Mare e della Terra in località Casarossa a Crotone. Il 5 agosto alle 18 si terrà la prima festa pubblica per i bambini della città, giovedì 12 per gli anziani, mentre il 19 sarà la volta della Festa del Mondo delle Professioni. Al via da oggi la 4ª edizione della rassegna Straniamenti 2010-106 Metamorfosi, col patrocinio della provincia di Reggio Calabria e dei comuni di Roccella Ionica e Gioiosa Ionica. Attori, registi e artisti dall'Italia e dall'Europa si incontreranno nello spazio dell'ex convento dei Minimi a Roccella Ionica con i loro diversi linguaggi. Quest'anno la rassegna propone temi sociali di denuncia che partono da uno sguardo attento sul territorio calabrese. Farà tappa con 6 spettacoli all'anfiteatro del Parco Archeologico di Capocolonna a Crotone l'edizione 2010 del Magna Grecia Teatro Festival, che si svolgerà dal 7 agosto al 14 settembre. Da Mariano Rigillo, passando per Lisa Gastoni, ad Alessandro Haber, gli spettacoli animeranno i 13 più importanti siti archeologici della Calabria. Il calendario crotonese del festival è stato presentato tra gli altri dall'assessore comunale alla cultura Silvano Cavarretta.